Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Allora Fio, siamo in Azerbaijan, voglio già dire che ho messo la traiettoria ideale perché in certe gare la devo mettere, l'Azerbaijan è una di queste, se no proprio non ce la faccio. Ho dovuto rifare questo perché come si dice in fase di sviluppo è andato male, quindi ho speso altri 400 per rifare sto stronzo qua. Aspetta un attimo, eccolo qua. Sistema di iniezione del carburante, no scusate, la testata. Quindi farla per la seconda volta, invece come usura al 33%, sono con i pezzi 2 su tutte le componenti tranne motore a combustione interna. Il cambio l'ho cambiato, scusate gioco di parole, quindi parto ultimo. Che poi è già il 42%. E niente, siamo ultimi in griglia, speriamo di fare una buona gara. Vai, rock and roll. Vai che andiamo, Gran Premio dell'Azerbaijan. Vogliamo riuscire a fare una buona gara, andare almeno nell'obiettivo 18esimi. Piano come. Ok, siamo 15esimi per il momento. Proprio in questa gara è impossibile senza traiettoria per me. Ok, buona partenza. E adesso inizia il difficile. Meno male che non piove, cazzo, perché questa gara qua è un po' come Monte Carlo, un'angoscia infinita. 12esimi, very good. Vai Fioi, la partenza è andata molto bene. Mamma, qua ho rischiato veramente di impitturarmi. La sosta prevista è all'11esimo lap. E si soffre raga, si soffre perché i tracciati cittadini sono difficilissimi. Basta un attimo e sei fuori purtroppo. Qua forse ho rischiato. Questa è una gara eterna, poi 26 giri lunghissimi. Adesso nel rettilineo chiaramente mi supera chiunque. Infatti mi supera Hülkenberg. Ci riprendiamo la posizione safety car. Sì, nei circuiti cittadini lo so. Siamo iper pronti. Green flag, si riparte. Tanto in rettilineo mi superano tutti. Do coglioni, oh. Cerchiamo di rompere un po' i coglioni, almeno questa è una gara iper sfavorevole. Immagino Monza, spero di arrivare con una macchina un po' più adeguata. Comunque ragazzi, se ho un'offerta vantaggiosa l'accetto, nel senso è veramente durissima quella McLaren. Cioè la Force India mi piacerebbe tanto, perché sono appassionato della Panterona. Comunque si è ritirato Carlos Sainz. Il problema è che dopo in rettilineo mi risuperano tutte, cioè è sorpasso e contro sorpasso, basta, questo riusciamo a fare. È veramente, veramente dura, non pensavo così tanto con la McLaren, sapevo che era una sfida difficile, ma in confronto all'altro anno con la Renault era una passeggiata di salute, e ricordiamo che a Spa ho anche vinto, ho fatto qualche podio, tanti punti. Quest'anno però è più bello perché ce lo dobbiamo sudare molto e molto di più. Ho solo 3 punti dopo 6 gare, mai stato nella storia proprio, mai successo. Pronti qua a finire la gara e andare sempre in obiettivo, questo
Questa è la cosa più importante. Stavo. Dai comendino, dai comendino. Cioè, mamma mia, guarda che fatica che fa. Ciao. Ecco. Qualcuno va già ai box. Piano, bravo, come dai, almeno ci divertiamo a fare qualche sorpassino, insomma. Noi adesso valutiamo quando andare ai box. Diciamo che l'11° giro era quello consigliato anche dagli ingegneri, quindi mo vediamo. Va bene. Potete vedere, l'obiettivo veramente per me è finire la gara e sinceramente devo prendere più punti risorsa possibili, questo è l'obiettivo. E ripeto, se ho un'offerta sinceramente potrei anche accettarla se è vantaggiosa. La vedo dura con il mondiale che sto facendo, però se ho un po' di fortuna con una Toro Rosso, ma sinceramente non mi farebbe schifo. Vediamo, dai, vediamo. Non voglio abbandonare la barca che affonda, però devo dire che la McLaren è molto dura. Ha motore troppo scarso. Io purtroppo non sono un pro. Comunque l'Icona è devastante sta stagione. Dammi i box, vediamo dove finiamo. Vai veloci. Ok, mamma mia, fiei. 14esimi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. 14esimi siamo. Poteva dire, insomma, madonna, anche molto indietro, fai bene. Mi sembra un bel modo di dominare la scena. Catroia, oh. Total disaster. Vabbè, l'importante è stare sull'obiettivo scuderia, dai, contentiamoci. Purtroppo non abbiamo il talento per poter far bene a questo livello di difficoltà con la McLaren. Che è successo? Safety car ancora? No. Un altro ritiro. Fiori nei cittadini è così, che figata, però quanto mi diverto, non so. Rallenta. Gaspo. Mamma mia, una Red Bull si è ritirata. O una cazzo si è ritirata, boh, non so. Non mi dice di ritirata, vabbè. Ah, Perez, Sergione. Sergione ai box. Ragazzi, siamo pronti a tornare. Vai, 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 vai. Ecco. Subito la Renault. Come si butta e tiene la posizione molto bene. Siamo ottavi, sarebbe bello tenere la posizione e prendere altri punticini importanti. Vediamo che se può fare. Tanto Perez e Sainz fuori dai giochi. Adesso vediamo se succedono altri casini. Tanto speriamo nella prossima gara in Austria di avere sto cazzo di miglioramento, poi cercheremo di fare i miglioramenti per pagare meno quelli successivi, ma che schifo. Niente, sento la pressione. Sarebbe una bella occasione arrivare ottavi, ma
Diciamo che il problema è che le rettilineo mi superano tutti. Cioè. È troppo inferiore in rettilineo rispetto a qualsiasi. Anche la Sauber è più veloce, cazzo. Quasi. Sul lento invece possiamo fare. Ci possiamo difendere abbastanza bene, ma sul veloce non c'è storia. Abbiamo il Grosjean davanti. Dai comandino, spingi come un porcellino. Adesso arriva Grosjean a spaccare i coglioni. Cioè Palmer, scusate. Il distacco dalla prima posizione è 7,5 secondi. Stiamo su miscela standard che tanto cambia poco. Mancano 11 laps. 11 laps per magari riuscire a prendere un punticino irridato. Speriamo. Purtroppo Grosjean se ne sta andando, ma non troppo, perché comunque la asse è più forte, ma non tantissimo più forte, quindi ancora teniamo, tra virgolette, però, ripeto, questa McLaren faccio una fatica enorme. Penso che in questa prima stagione fare podio sia praticamente impossibile, devo avere un culo grande come non so. Comunque le mie soste sono finite, eh. Sì, le gomme terra. Oh, abbiamo la batteria. Sì, la batteria è il 52. La batteria si consuma subito. Purtroppo mi supera il buon Palmer. Mamma mia che palle, oh. Devo riprendermela a tutti i costi, piano. Non devo mollare niente. Mamma che sfida con Jolion. Un osso duro Palmer. Qua ci riprova il Cume, bravo, bravo. Gran sorpasso. Però l'è dura, l'è molto dura. Raga, si è ritirato anche Seb. Quindi siamo settimi, stiamo calmi. Siamo calmi. Abbiamo dietro il mondo, abbiamo. Oh, Vettel veramente disastroso quest'anno, mamma mia. Oh. 3 ritiri in sta gara, veramente succede di tutto su F1, stupendo. Veramente ancora più bello del 16, l'unico problema è che la McLaren è veramente duretta per un Kuma e non proprio pro. Ogni rettilineo è così. Adesso. Dai. Dobbiamo spingere, dai, speriamo che rompano i coglioni tra di loro. È tornato Palmer, tanto una Haas va ai box. La distanza dal primo è 44,9 secondi. E torna Jolion dietro. Ci sono pezzi ovunque di monoposto.
Ecco, Palmer ci supera purtroppo. Palmer torna dietro. Devo guardarmi dietro perché con gli specchietti non vedo un cazzo. E non voglio distruggere le monoposto avversarie anche se la tentazione è forte. Oh, Cioffioi. Per il momento è good così. Bisogna tenere duro a tutti i costi, sarebbe il miglior risultato in carriera. Teniamo duro, Beppe, teniamo duro. Diciamo che sul guidato riusciamo a avere un piccolo vantaggio, tra virgolette. Il vero problema è che in rettilineo recuperano, cioè, non so quanto, recuperano un secondo, fioi, de botto. Dai che dietro si rompono i coglioni, questo è un po' di culo. Guarda come ci provano, fioi. Guarda che roba! Mamma mia. Bene, bene, bravi, spaccatevi i coglioni tra di voi. Che il Come si becca al 7° posto. Adesso c'è Ocon. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Cazzo, la Forsini non ci voleva. Adesso è lotta vera con Ocon. Mamma mia. Io sono tesissimo, sono teso all'inverosimile. Ci giochiamo il miglior piazzamento in carriera. Ci giochiamo tutto, fioi. No! E non rompere i maroni. Beh ragazzuoli, dai, tutti insieme. E dopo inizia l'ultimo giro e me lo sparo con miscela grassa e me ne ciavo e me ne trombo di tutto e tutti. Ok. Ocon è vicino però, miscela grassotta. Ocon ci ha sverniciato purtroppo. C'è Pippo, c'è Pippo. Attenzione a Pippo, mi supera anche Pippo. No dai però, no, manco male. Un punto mi sono preso. Ottavo, perché? Che minchia è successo? È penalità allora? Oh cazzo, quante penalità. Ah, quanto godo. Quanto godo con. Quanto godo. Ciao Dio con. Buono, buono. Posizione in classifica. Bene, siamo 16esimi, perfetto. Va bene, raga, sotto il comodone veneziano. Fanculo, Dio con.